Siamo stati nel quartiere Pertini a Mestre, da dove è partita la protesta contro il caro affitti delle case popolari Ater e che sta sollevando proteste in tutta la regione per l'improvviso salasso che ha visto aumentare i canoni di affitto per molti inquilini che ci vivono. Abbiamo fatto visita al comitato, il cuore della lotta e della resistenza. Giorgio Rocelli è colui che ha dato via alle contestazioni. In meno di 3 giorni è riuscito a raccogliere quasi 600 firme di famiglie che si sono visti duplicare il costo dell'affitto. Intanto qui abbiamo dovuto fare una immediata protesta perché abbiamo circa 650 appartamenti tra Ater e Insula, cioè quelli del comune, e di questi 140 sono stati colpiti duramente anche con richieste di andarsene via. Quindi grossi aumenti soprattutto per gli anziani di 3, 4 e 5 volte quello che pagavano in precedenza. La protesta, che si è dilagata a macchia d'olio e che sta coinvolgendo tutte le province del Veneto, sembra non fermarsi solo all'aumento del canone. Ci sono problemi anche all'interno delle case, molte delle quali in condizioni fatiscenti. Però le case da 30 anni non hanno messo un chiodo. Come ci hanno consegnate, niente. I tetti, muri che pieni d'acqua, terrasse che hanno di tutto e di più. Al Pertini si vive con l'angoscia ma anche con la voglia di non cedere e continuare a lottare, soprattutto contro la sopraffazione. Molte case, ora vuote ed occupate in maniera abusiva anni fa, erano finite in mano alla criminalità organizzata. Con tenacia sono stati cacciati, qualcuno ci vive ancora, ma adesso è il tempo di consegnarli a chi ne ha bisogno. E sta diventando una lotta tra i poveri. Chi si vede aumentato l'affitto dice: ma come mai? Quelli non pagano niente e stanno dentro, e a me aumentano di 4-5 volte l'affitto. Voi capite che una cosa del genere crea scalpore e crea malumore.